Sa poesia si porta in un viaggio in tre sfuetos, come ti chivessi di una danza de sa conca con suo coro. Oi parri di chiesti una cosa passare de moda, come ti chivessi di uno disco in vinili in un mondo digitale. Ma deusina una cosa, sa poesia oggi è ancora importante in meda, poi tavuro è tempus nostros, porta da una forza che calincuna borta manco is immagini si arrennescinte a donai. E sa musica, is canzoni, manca sul rap puro, si portano a fatto tutto su bagaglio e is ammentos de sa poesia. Sa poesia è un luogo, a un si da a cui possanima, come ti chivessi di un'oasi posso intimidati, può esplorare i sentitus, chi non ha tanta voce in isfueddatas normalisi. Sa poesia porta da bellezza, esti come una lente può castiare su mondo con occhi differenti e si preguntai dell'esistenza del nostro e tutto. Si piace di scrivere poesia? E inzandosu, lassaisi chi sfuetos danzint in sa pagina. Poi commenti narra da suetta francese Victor Hugo, sa poesia esti sa lingua de su chi non poti dessinau, ma che non poti da varrai che è un'espressione. Beni beniosu, Deus Alessandro Vani e questo esti Bisus. L'artista che si presenta oggi è un attore, un regista, musicista e cantante puro. Ha di traballato come attori per su teatro in assumanco 30 produzioni, con sa direzione di Mario Faticoni, Giancarlo Biffi e Alessandro Lai. Per su cinematografo è stato attore in film come Il figlio di Baccuni, di Gianfranco Caviddu, e Pesi leggeri di Enrico Pau. È uno dei socios della compagnia Castedaia Cada Dia Teatro. E teni di issu iscursus de formazioni poi attori giovunus e esti regista de spettaculus teatralis popi pius che han vinto un montone de premius in tutta Italia. Deusunau esti musicista puru e fai di parte de sa band Ragamuffin, Dr. Dre e CRC Posse. Esti oggi con nosus a Bisus, attore, regista e musicista Mauro Mou. Mauro, benvenuto a Bisus. Grazie. È un piacere in mano a topiare un artista come tu, noi in questo programma che ti da punao esti dedicato poi giovunus che vogliono ti fare artistas e vogliono ti biri che un artista che ci dà di fatta. E sa prima pregunta che faccio sempre Deu, artista ospiti di questa trasmissione, è ma Maureddu, quando vi appetticcheddu, vuole fare artista? Non so se vogliamo fare artista quando abbiamo pitticcheddu. Deu quando abbiamo pitticcheddu non c'è proprio nuda, secondo me. Poi Adesso io cresco dentro di un vicino meta popolare. A undi, si può dire? Molino Beccio. Molino Beccio. Però ho fatto scuola in Smirrioni, sì. Oxford, Newcastle via Oxford. Melogu, via sa scuola, preso mala nominata dell'Italia. E una cosa che vivevo a sa giornata. Non è che vivevo pensando di essere artista. Anche se con me in scuola primaria, poi ho fatto primaria e pure questa secondaria, ci era pure Fabio Marceddu. Dove e ho fatto la prima cosa teatrale che ho fatto con isso, che a scuola proprio. E insomma, si viveva a giornata, poi Deu non ci comprendemmo nulla di questo che ci via né dentro questa scuola né a fuori. Dentro questa scuola, poi del manno a poco comprendo che abbiamo un pochetto dislessico. Quindi questo che mi narranta o leggimo non lo comprendia. Però non dusciesta. Non dusciemo, prima questa cosa non si conosceva. No. A Forasa poi ci viene una realtà che non mi piaceva. Ci viene da me la povertà, ci viene da razzismo, violenza. E iniziando se del manno a poco comprendo che a scuola non lo comprendiamo poco questo, e non pure che noi magari questa dislessia è stata pure questa fortuna mia, poi ci ha potuto lavorare a pizza sul linguaggio. A Forasa mi ho pensato che questo che volevo fare via de provare ad riscrivere
questa società, a riscrivere un'altra storia. Però è arrivato un momento in questa vita tua onde hai pensato mi piace questa cosa deve essere artista, attore o musicista pure. Sì, quando avevamo piccioco e avevamo al liceo, abbiamo fatto il liceo scientifico Paccinotti, narauso che mi piaceva su teatro perché ci andavamo con sa scuola. Un numeri non abbiamo andato a scuola, abbiamo fatto bella Zinarata. E non so se ti ricorda, in via Molise ci viene un teatro pitticchetto, ci viene Actore Salidos. Ah, ma ricordo. Ricorda, sa? Da anni fa. Deus è del 1971, quindi sono questioni di... Del 78 però... anni 90. Insomma, Deo avevamo in Gunis, non abbiamo entrato in scuola e abbiamo stato attratto da un cartello che narrava laboratorio teatrali. Appunto, ma chissà, mi sono avvicinato, apposonato e mi ha aperto una picciocca. Mi ha ricastiato e mi ha detto, cosa vuoi? E io sono a pulligio laboratorio teatrali po' picciocco, po' giovane. E essa mi ha ricastato in suo, mi ha fatto un arriso e mi ha imprassato. Ed io appunto questo è sul luogo giusto. Poi da Gunisi ho cominciato a fare mezza esperienza con un'altra compagnia, con il Crogiolo, Mario Faticoni, ma mi era d'altra, proprio ho fatto una esperienza. Finché a quando non ho incontrato Giancarlo Biffi, Pierpaolo Piludu, Alessandro Magia, ho iniziato con loro un diretto un bel serio di traballo. Ho diventato cada dia proprio, ogni dì, dalle 9 ore del mangiano, ai 3 del merici, traballenti, old school, scuola beccia. E mancai, in suo frattempo, teniamo un pe in Sisola e un pe in sa penisola, poi studiamo pure con altri attori, altri registi, abbiamo fatto uno spettacolo pure con Bruce Myers di Peter Brook, io ed Issu, in Parisi. Scetti Bosato Duso? Bosato Duso e Saviccioca sua, abbiamo uno spettacolo che si narrerà su Di Buc. Isso viene tutto in francese. Scetti e che stiamo un pochetto di italiano, abbiamo un monologo, questo mi darà questa battuta ogni volta che parliamo di Aici. Poi ti avviata troppo potente. Ma tu vuoi dare sta su francese? No, nuda, nuda. Mi ricordo che questa prima volta adesso mi raccontavo per un'ora e mezza, poi ci viene sempre chi con noi via da queste traduzioni, no? Via da una ricercatrice dell'Università di Roma, che Daniele sempre ha fatto, e di via da queste traduzioni. Una di iniziare era Isu che ha deciso di fare questo spettacolo bellissimo di Sindanana di più che impara a me, e Isu mi attobbiata e incomincia a questionare. Mezz'ora, 40 minuti su visto che questionare e noi non ci comprendiamo. Nuda. Ma non teniamo il coraggio di dire nuda. Quando sta acabando, mi hanno ed io, Eia, da punao. Manco qui. Però poi è andata a bene, è stata una bellissima esperienza. E insomma, ho con con Marco Paolini, con Marco Baliani, ho fatto esperienza con pure Antonio Catalano, che è un artista medagaru. Poi mi sono posto a fare danza in Castello, ho iniziato a studiare in scuola civica di musica, canto e musica, ho iniziato a fare arti marziali e studiamo su università. In pratica mi sono fatto una sorta di accademia personale in Castello. No? Abbiamo una cosa, poi abbiamo noi, poi abbiamo deciso di avvarrare in noi, ecco. Questo è... Poi dopo da suonare, noi del teatro non c'è una scuola vera e propria, ci funti il laboratorio, che in compagnia, però non c'è un'accademia, uno si deve di muovi a Roma, a Milano, può fare questo studio. Se io le fai su percorso proprio questo istituzionale, deve andare in accademia. Certo. Asi nunca s'accademia ti deve organizzare a tutto. cosa tua, a misura tua poi ti deve fare. E in domo tu hai tanti poi tu a un certo punto hai proprio fatto su sciovero
deve essere artista, sì, no, questo è su traballo mio, questo è su che bollo fai. E in Caspita. domo, metà sborta, sa famiglia, non sti sempre di accordo con i gusti su sciopero, no? Io credo che babbo e mamma non si andavano mai a teatro. E quando si arrivava, dopo un anno che io lemo provai a fare questo mestiere, tanti picati hanno bene, secondo me, tanti come uno sciollorio proprio. Ma Dio avevamo proprio mera deciso, Dio dicevamo che questa sia sarruga mia. E appunto continuavo tranquillo. Poi, se te punassi a vedere, poi babbo, mamma, sbrani mio, muleri mia, e figlia, appunto queste che magari mi donano pure sostegno su chi faccio. Ci credi pure questo. Certo, poi tassarti è una cosa bella, e sti contagiosa pure dentro della famiglia e tutto. A Salvini, quando ho fatto uno spettacolo, babbo mio e mamma mia erano sempre innanzi a tutto Esprimus un con i striscioni, vai che ce la fai. Mauro, su spettacolo che ti sta parlando de Bruso in su coro, de tutto su che hai fatto, Calia, ci indesti uno? Ma uno proprio non c'è, ci punti mancai medasa. Tengo questa fortuna mancai che alcuni dei gusti che mi piacciono in me da desio continente a fare pure. Sia perché io faccio sia attori in spettacolo, ma faccio pure su regia. Nel caso che c'è uno che si narrerà più veloce di un raglio, più all'estero di un orrio, che è uno spettacolo che tiene 3 anni. Che ha vinto pure un sacco di premi, ma che ancora si ripetenti. Pensa che Satadimmanti telefonavo per una data in su 2024, 3 anni di traballo, si imbeccendi con questo traballo. Ed è sti callenti, ed ho fatto questa gita passata a Milano, cioè eppure arrivato uno sciacco ma me è sempre bio. È bio, finché non ti sbio su... Esattori. Io se compagno mio, Silvestro Ziccardi, con cui ho preso meta cosa impari. Poi c'è uno spettacolo che mancai a cercare manca di dorrai a fare. Si narrava Opera a Pe. Opera a Pe. Sì, è vera, questa storia di un apicoltore. Poi la muleri mia è apicoltrice. Ed è questa storia di questo apicoltore che decide di si bocciri. Poi ti ha avuto smorta a Savisi e su decidi di si bocciri. È andata in su appiario, ma mi pare che si narra Ortuabis, a si impiccare. Mancai vai di uno gappio, ma de gusto non di ben sentito che è da capata a Salvini a vai un'altalena. Si sezza in custa e si lascerà andare dondolare in questa altalena. E di ahí ci puro, naraso che decidi non si bocciri brusu, e proprio in questo momento torna a sburu Savisi. E questo spettacolo mi è in su corpo da puvato in scenografia, da puvata in paresa a Maria Lai, che sti stette a Buruissa, una persona che mi contribuì, meda, in su chi penso e vazzo quando faccio spettacolo. E in questo spettacolo appunto c'è un vestito di sposa. C'è un vestito di sposa, canto, ballo, recito, e proschetto sono sa chitarra elettrica. È uno spettacolo mera divertente, no? Pure se questa questione che narravo è abbastanza cruenta. Forti. Sì. Bella forte. E tu tenisi, mi dasinau nanti a telecamera a sturaras, tenisi un progetto corudu, con i spicciocusu, che si zerria dove tu suonai, in italiano puro, per questa traduzione. Cuore di panna smontata. È un progetto che va da 18 anni, con i spicciocus. È proprio un progetto per me di andare in porto della vita mia. Io credo che quando un picciocco arriva a teatro, non so bene, non uscire testi su teatro, e ti mancai attratto da parte più superficiale del suo traballo di Veus, no? Poi mancai su tui, tenesi su compito di fare, si pensava su mancai che su teatro esti una mela. Una ragione che su picciocco arriva a teatro, un po' questo che su scroggio, la parte superficiale.
ma tu ti date più spai mussiai questa mela, e ti più vai a saporai sa vrulpa e pure su zucco, e manca di vai mussiai pure su tronco, finché arrivai su semini. Quando arriverà su semini, ecco su semini ti poni in intro, secondo me incomincerà a fare teatro, quando questa mattiggiata cresce impari a isso, a introdurre su corpo del suo cuore e dell'anima, e questo mi piace questa idea di vedere su teatro un po' spicciocco in questa maniera. Come ti sa mela. Sì, che si dà te per te papà d'otto su, pure sucro. Pure su viso. Eh sì, poi te dici. Ma se no, tu vai da 18 anni, intanto su meda spicciocco su fonti cresci su alcuni. Meda sa fonti cresci, alcuni si fonti mamma, babbo, su. Meda de gusto fonti continenti a fare teatro, altro su fonti musicista, danzanta, altro pure vanti uno è un medico, altro fonti giornalista, c'è uno che è addirittura astrofisico. Astrofisico. Yeah. In questa tesi trasato è pure impegnato a fare divulgazioni di scienza in sardo, ed ho fatto pure imparare un monologo proprio questo obiettivo, proprio questionare del Eisenstein Telescope. Comunque la cosa più importante è che quando podevo, con questo spicciocco, con sfilus esatto è che se c'è questa possibilità, peso ancora un pochetto di teatro in Parisi. Ah, bella cosa questa. Sì. Stava a Raun. Sì, infatti, ma da borta questa lezione c'è gente di 15 anni e gente di 35. Che hanno andato a Ici. Che bene ti do. Eh sì, è di Aici. E andando pure in scena, immagino, a fare di spettacolo proprio. Sì, ha fatto uno sciacomano di spettacolo, in pare spicciocco, e ho vinto pure un premio con questo spicciocco. Vanti sempre spettacoli vanti scritti su tematica che naturalmente riguardano soprattutto spicciocco dei gusedari. Ma tu sei scritto tu o impari con isso? No, sta scrittura è scrittura scenica, a me mi piace scrivere spettacoli su impari di spicciocco. Una raso che parteso de mancai, ti faccio un esempio che mi viene in mente. Noi stiamo traballando su Alice nel Paese delle Meraviglie, che non so bene come si vorresti traduzione. Sabida dei spantos. Sì. E mancai poi da riscriendo i impari. Se questo è un dramma, ma c'è caso di riscrivere questo dramma con questa che è problematica che può essere legata poi a questa che ha ripensato quando nasce quest'opera. La caduta, quando Alice da lui su stampo, è una cosa che pure oggi spicciocco purtroppo. Manca capita, succede, certo. Che da ruin tipo cosa psicologica o problemi legati a cosa affettiva o caduta scolastica, e quindi declinavo su questa caduta e riscrivevo un'altra Alice nel Paese delle Meraviglie. E questo quando è che dove vedi? Questo dove credo stanno ghienidi su 2024. Bobby c'è ancora metà del vibe. A Salvini non è solo importante arrivare a fare il esit, è importante sia poi testi punti di laboratorio pure mera tecnico, Io sono abbastanza mi piace di traballare mera tecnicamente, sia pure un magicendo noioso con sul fisico, training dell'attore, questo si deve fare, tu devi imparare, non è che si andare in scena di AIC, no. Se io li fai teatro con me, se non vorrei fare esperienza altre esperienze, ti danno su coppia e tu vai. Come è super costesto, ma che c'è tu prosugo? Poi uno non deve per forza fare attore in sabida, però deve andare su palco come un attore tutto. Secondo me di Aici. Secondo me pure, sono d'accordo con tu. Cioè. E fuori dei attori, ecco. Sì. Una pregunta su Mauro attori. Sì. Ma mancai Mauro maestro puro delle recitazioni. Tu commenti a Tobias su personaggio, quando ti arriva da su coppioni, come te che fai questa circa tua, come te che Mauro acaba di diventare tanti Amleto, Romeo, di suonare proprio, questo scontato però, giusto così comprendi. Castia, io credo che
può arrivare a vedere bene teatro, non ci sia scelto una IA, ci punti meta, sa. Ed io quando mi donano a su coppioni, incomincio a pensare come ti vorresti questo personaggio. Innanzitutto cerco che liesti surgenza, che tengo Deo rispetto a questo personaggio e che li veda surgenza di questo personaggio. Poi mi pongo a traballare fisicamente, do circo, pure da su. Poi magari cerco che li vorresti come ti vuoi parlare di questo personaggio. Cerco di fare un viaggio pure del suo profilo psicologico che questo teneri, sempre però traballando, muovendo me. Ah, ecco, tu cominci a del suo corpo proprio. Comincio a narrare questa scena proprio. E questa scena stessa che manca i traballandi, che ti dici cosa, pensieri, mi donano poi cosa che secondo me è questa ruga di pigai e questo orientamento può andare a interpretare questo personaggio. Non lo comprendo. E mancai nel show, mancai è una canzone che mi porta a fare questo personaggio, a trovare questo personaggio che mancai tenere gioco di Aici. O mancai tenere sul braccio di Aici, porta questa di, mancai zio Deo che tengo sul braccio strano. No, ma poi a Samletto non tenere sul braccio di Aici. Tu bottasa, tieni un braccio, di Aici. Poi, secondo me, la cosa più importante è fare bene le cose, Salvini. Cioè, ci poni su coro, è qualcosa che fai. Sì. Stai bene, Sì. Però, sempre ci deve essere una ricerca approfondita, secondo me. E invece su Mauro musicista, poi tu sei musicista pure da suonare. Sì. Due cose che punti differenti, però mancai a Tobian anche l'incontro. Guarda, ti racconto questa cosa. Deo ha iniziato a fare su musicista, cioè vemo già musicista, panchettone, quando vemo Pischello. E suoniamo su bascio. Ma quando ho provato tre tante cose che facciamo per tenere in questo periodo ci verrà Fabio Marceddo che mi andrà il mio curriculum in tutta la penisola, poi va all'accademia, no? Ed io non ci andiamo quasi mai. Pensa che abbiamo fatto pure, abbiamo entrato del centro sperimentale di cinematografia a Roma. A Roma, e ho fatto tutte queste selezioni e ci abbiamo entrato. Però poi a poco noto su cada dia e Munao mi ha scritto pure l'Inadvert Müller. Ma è se smacco, hanno bene. Ed è da una casta, Deo deve essere ragazzo su muretto, non ti tengo gana. Poi in questo periodo ti ricordi si fa da questo programma televisivo? Ma ricordo. E dopo a me mi piace rifare teatro e mi hanno buona fortuna e mi hanno che io comprendia da questa cosa. Non fiate inquieta, no, ma riscritto proprio da tengo salita che questo che demonau e su vi era contenta per me di questa cosa che ha fatto che secondo me visto che teniamo questa urgenza e si stette a questa decisione giusta che è questa che ha pubblicato insomma sa di che andava in selezioni perché Fabio Minara vai da queste compagnie che tu riprasenti poi tenenti punti politicamente schierausu e Borudeo vemo voce d'anarchico e si è andato e magari in Gunis a fare questa selezione potrci via questa selezione e vemo Deu Dottor Drer Michele Azzori il suo pure di teatro Eia e Silvestro Ziccardi vemo uno stresi e sa di Deu Silvestro si è entrato su cada die Michele non tanti pigao, pure se secondo me è super bravo di tutte stress. Però questa di che ha provato questa selezione e sti posto pure su Semmini, potete stare in pari, po' sa nascita dei CRC Posse. In Gunisi, è con su teatro che nasce. E nasce tutto in Gunisi. Quindi la verità è che teatro e musica per noi andate in pari. Anche se poi, quando faccio teatro, sono facendo più serio, quando salo in su palco... Questa musica. Mi buffo pure una birra, una resa di Aici. E voi fate musica in sardo, no? Sì, faccio musica in italiano, ma ci presi di più da fare in sardo quando potevo. Una cosa che Michele e Dottor Dre resti su centro del suo gruppo, e poi sei su una drumma del Marcus, ecco. Non sei proprio musicista come ti si può rinare classico, serio,
noi siamo una tromba del rappadori, siamo nasciuti nel 1991 quando del rap e della musica non si ne questionare, ci viene scelti in Sarrazza, in Sardegna e il WER in 90 che voi viene a Gaiedu e Mommar dei Menhir. Ah, Menhir, certo. Voi a nostre, cioè, non ci viene teatro. Si impieganta pure scimpro, secondo me. Ma te si fai? Rap, ma te è musica il rap. Ma funti guardelli, non funti cantanti. Sì. È pieno di usanno. E tu ne però che non sei serio, però su chi Raisi è serio, me, mi ricordo certo. canzoni si commenti Boca a mano. Certo, no, serious bella... in su palco c'è il caso di non essere serious, ma questo che scrive, le canzoni che vedo, sono meda serias. E nel caso che sia, volemmo che sia una trumma che quando entra in su palco, c'è sempre di cambiare sul mondo, in Mellus. In Mellus, insomma. Sì. E giusto un po' a ribasso a cabo, un po' di questa descrizione di Mauro, tu hai cominciato a fare pure un film cruzzo sul cinema. Sì, ma nel caso che sul cinema non riuscivo a fare. Cioè, a provato mancare mi sono dedicato alcune volte a fare piccole operazioni, sì. Tipo un videoclip che ha provato, ma poi necessitati. Poi po' c'era ci posse, no? Poi c'era ci posse no, ma scrivevo che c'era ci posse noi vai su videoclips, poi mancai qualcuna arriba e si va a regia e girare sul film. No, narauso che mancai quando ci via da sa pandemia, poi necessitati. Ci siamo esposti a fare pure altre cose. E con i spicciocchi, che non volevo si volevo subire, pure mancai ognuno era in domusua. E ho deciso di fare una canzone hip hop che si narrerà siamo come merli alla finestra e Dio fatto poi ti avvianta tutto su questa finestra di a piccolauso e sono fatto questa canzone di suonare a registrare con i sbocci che io sono mandando adesso i telefonini ho fatto su mix e poi sono fatto pure su video con tutte le immagini che si vedono da domo ed è montare come adesso un film di fantascienza degli anni 60, no? Degli anni 60. Cioè, si alterna da questa scena di questo spruppo in mezzo al mare, perché si immaginavo che via sta entro da una bolla, perché ognuno in domo sua, e che questa bolla volevo susegare. Che insomma, seppure se viene in domo, viene in pari, si manca con suo loro, questo è il suo senso. E si trova questo video che ha fatto con i spicciocchi. Però, perché tu veo pazzo teatro con i spicciocchi. Certo che quando c'è stato su Covid questa serrata a di porta artista sa fai cosa sa noasa, meda. Sì, cosa meda noasa. Poi la rasuca nosu con tutte queste che i social, le nuove tecnologie, sono facendo cambiato l'idea di come si deve subire e di come si deve relazionare in pari. E secondo me su teatro, mera gente non era che su teatro è marginale a questa società, ma se ci pensa non è di aici. Secondo me non siamo mai stati su come noi in questa vita della gente. Tu pensa, ci punti traballauso in ospedali, in spresoni, in centri di salute e di igiene mentale, scuola, traballauso può raccontare questa storia, può divulgare questa scienza, traballauso in ogni luogo. Non c'è mai stato così tanto teatro, secondo me, come ti c'è oggi. Scetti che su teatro mancai, oggi potete essere occasioni di sturare questa luce che mancai uno tenere sempre attraverso i social. Noi tu nei social o ci sei a intro o pare che non è che non ci sei, che non sei straballendo. Ecco, secondo me su teatro è bello che ti danno questa occasione di sturare questa luce e partire magari pure da su scurio, no? È come quando sei scastando sul cielo e tenesi una luce che magari non ti va di biri, che la tenesi in sopra. Ma se tu hai questa luce
da studas. Questo si cala in un secondo, bisi sistedus e l'universo. Ecco, su teatro è un'occasione costruire questa luce e biatro. E bire a dia. Sì. Bello, mi piace di Mauro. Ascolta Mauro, se sono arrivato a capo di questa precontata, però nantisi de intendi su chi si deve portare su palco, c'è questa pregunta di un picciocco che si era ad Alessandro, si da fare però in sta telecamera, e noi ascoltauso, vai Alessandro con questa pregunta. Mauro, chi non vuole di fare attori? E sti meglio su a commensare dei vitticheddu o poi di commensare dei mannupuru? Alessandra, ascoltami bene, secondo me la cosa più importante non è si dati, ma fare le cose in questa maniera meglio che potete poi fare. Devo poco un notte attori che hanno cominciato a recitare di pitticheddus, ma con notte pure attori che sono diventati attori del manno. Quindi non c'è un'idea giusta. L'importante è che uno ci deve creare a gusto che sta arrivando. Bene, grazie a Torrausu, grazie a Mauro Mou per tutto su che hanno questa bella precontata. Grazie a te Alessandro. E noi ite intendeus? E mo intendesu faccio due cosette da ineditas che ho pensato proprio per questa trasmissione. Vunti due poesie da canzoni, con idee teatrali, non riuscite a vunti. Devo da in alcuna maniera murigata su questa cosa, da fatta perché vai una cosa tra su teatro e sa musica, sul rap a muffin, sa poesia, dedicata soprattutto pure una è un impalla pius, una filastrocca che ha fatto tipo un ragamuffin, e proprio che mancai assai intro c'è un po' su Ghiseo. Ecco, una commistione di Una arti commistione, di bestie di Mauro. Su demmas e cose in cui bessu de. Bene, ascoltausu Mauro Mou. Grazie. Appu fabbricau una naigedda spaziali. Appu fabbricau una naigedda spaziali manna e lada. Mi dona scanso e allergia, si te de bole compreso. E ta bella de si andai in su spazio, canda spappau e se spreno. Appu decidio, appu partiri Giovia. E in sa valigia c'appava un isughiollo, un conchiglio, una conchiglia, o intendi summari. E quando appadessi in gunisi, in su universo antico, appadenni su sono de summari po amico. Poi o lu portai 3 tassas de acqua grara, o ma ricordate quando andammo a piscai. E poi o lu portai in sa naigedda spaziali puru un pochetto de Maria Lai, un pochetto de Susali cosa sua. E poi o lu partiri impari a tutto sa tristura mia. E ingunisi, in mezzo a steddus amigos, o lu biri de sarto, s'arruga de sa formica.
tun tun, tracattun, destra rutta, bascia sutta, una mela, rubia, croga, croga saboccia, croga spenargiu, chi cantare donna canzoni. Una canzone può smurzare, chi chistiona voci manna, arta sa banca dell'inna, arta sa cattiva te palla, e sa palla chi ti picca, casi nostra resce in suo cappotto de fratelli mio, ca esti puro, uno maestrellina, su maestrellina, arrimbulla prana, uno tronco de ceresa, sa ceresa secata fitta, sa, o su maestro, o su cavalleri, non dimenti un etto, scetti un etto de frumica, un etto de mariposa, sa mariposa sta rubia croca, o su maestro la sta prana sta bascio, asutta de sta paga canta e canta chi meglio de chi non mi indiscido, e chi mi indiscido canto e canto possa terra mia, canto possa libertà di canto contra s'occupazioni militari, canto in Campidano e pure in Cavesusu e canto in questa trasmissione chi si narra bisus.